Amerigo Vespucci, la nave italiana, il più bel veliero del mondo, è a Porto Empedocle. Inserito nel tour del Mediterraneo, che fa parte del più vasto tour mondiale che l'Amerigo Vespucci ha fatto negli ultimi 2 anni, è un appuntamento importante non solo per Agrigento, capitale della cultura, ma per tutto il territorio. Il simbolo dell'Italia in giro per il mondo adesso è visibile anche nel territorio agrigentino. Questa mattina la cerimonia ufficiale, dopo l'ormeggio nella banchina del porto di Porto Empedocle, la visita delle istituzioni e poi subito i tanti gruppi organizzati e i singoli cittadini che si sono prenotati per non perdere questa bella occasione. Vedere sì da lontano la maestosità degli alberi del Vespucci, ma poter salire a bordo, vedere gli ottoni, vedere il timone, vedere tutto quello che fa grande questa nave, parlare con il suo equipaggio, con i marinai, con il comandante, per rendersi conto di quella che è la bella e affascinante vita di bordo, ma sicuramente anche difficile nel suo essere marinai in giro per il mondo. Una cosa veramente bella. Anche noi abbiamo fatto un tour e abbiamo parlato con il comandante. Vi proponiamo le interviste. Il Tour del Mondo è un tour che è iniziato il 1° luglio del 2023 da Genova. È un tour che è pianificato di una durata di circa 2 anni, quindi con una conclusione il 10 giugno del 2025 in occasione della Festa della Marina, quindi un tour mondiale che ha un respiro di quasi 2 anni. Un tour che ha legato la funzione storica e istituzionale della nave, che dal 1931 è nave scuola della Marina Militare Italiana, una nave quindi costruita per essere il luogo dove le future generazioni della Marina si formano, imparano a navigare nella maniera tradizionale e antica, ma soprattutto imparano a essere equipaggio, quindi imbarcano come dei singoli e sbarcano come un corso, come una collettività. A questa funzione si è legata una funzione di diplomazia navale, un'altra funzione tradizionale della nostra Marina, appunto di portare bandiera, di essere portavoce dell'Italia nel mondo, che è stata amplificata con il contributo di 12 dicasteri, con un impegno in prima persona del Ministro della Difesa e con la presenza anche in molte tappe, in 8 nella precisione, tra le più importanti del giro del mondo, Los Angeles, Tokyo, Singapore, Darwin, Abu Dhabi, Jeddah, Doha e Muscat, e Mumbai del Villaggio Italia, quindi di un elemento di amplificazione di questo messaggio, della possibilità appunto di fare promozione anche in altri modi. Con grande orgoglio avere qui la nave Vespucci, la più bella del mondo. Sì, un grande orgoglio oggi. Peraltro devo ringraziare a tal proposito il ministro Crosetto e il capo di Stato Maggiore generale Portolano, agrigentino, che hanno subito immediatamente accettato la mia richiesta per far deviare la rotta dell'Amerigo Vespucci proprio qui nel porto di Porto Empedocle, perché quest'anno Agrigento è capitale della cultura 2025. Un grande orgoglio, una grande presenza di turisti, grande partecipazione,
ho convocato tutti i sindaci della provincia per dare un forte segnale per dimostrare l'unità del nostro territorio.